Presidente, qui si parla di futuro, di progetti futuri. Continuerà a occuparsene lei? Di cosa? Della regione, della sua economia, anche di questo settore? Mi sfamerò. Una battuta fulminea, ma rivelatrice, quella che Luca Zaia fa a margine della presentazione di Vicenza Oro e che segue a quell'espressione sfameremo Zaia usata dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che tanti mal di pancia interni ha creato a meno di 24 ore dal Consiglio federale che ha segnato l'asse tra Salvini e il governatore del Veneto e quest'ultimo a rompere il silenzio del post riunione. È stato un incontro assolutamente tranquillo e più che intesa, c'è una comunanza di visioni rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro di questa regione. Il segretario, ma unanimemente tutto il Consiglio federale, ha deciso che si vada avanti verso la direzione di discutere all'interno della maggioranza per avere la candidatura in Veneto. Insomma, la linea è tracciata, il doppio nodo su terzo mandato e presidenza alla Lega a questo punto dovrà essere sciolto dai leader. Noi oggi confermiamo che il segretario Salvini parlerà con la Meloni, io non ho altro da aggiungere. Quanto a eventuali ripercussioni di uno strappo in Veneto sull'alleanza di governo, Zaia da Vicenza frena. Ho l'impressione che noi mettiamo sempre troppo il carro davanti ai buoi e disegniamo anche degli scenari che poi magari non sono neanche reali. Concretamente noi partiamo da un punto di partenza, una buona amministrazione che ha governato per 14 anni in questa regione e penso che non sia imprescindibile la volontà dei veneti. La Lega prova a vendere cara la pelle, dice l'Azzurro, Flavio Tosi, via Repubblica. Zaia non ha chance. Il concetto, se non ci sarà un candidato presidente di Fratelli d'Italia, ci sarò io. Fa intendere senza tanti giri di parole, ma lo scontro è strisciante. Questo è il post del coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo, con su scritto il famelico De Carlo. Sullo sfondo l'articolo del Foglio, dove si attribuisce al leghista Mario Conte una descrizione impietosa degli alleati definiti come famelici, impreparati, perdenti, ma il partito della Premier nelle dichiarazioni ufficiali resta cautissimo. Penso che faccia parte anche del gioco delle parti in questo momento mostrare un po' i muscoli, nessuno vuole mettere in dubbio lo straordinario consenso che Luca Zaia ha saputo costruire attorno a sé. Allo stesso tempo penso che un partito come Fratelli d'Italia che abbia tutto il diritto sacrosanto di poter sedersi al tavolo esprimendo una classe dirigente assolutamente all'altezza per raccogliere la sfida del dopo Zaia.